La Via dei Canti, insieme a Colibrì, libera compagnia musicante, presenta un nuovo appuntamento in cui, con note e parole, con immagini e pittura, chiama tutti i sensibili e meno a guardare oltre i muri dello stigma per farli diventare stima. Abbracciami presto, storie di uguaglianza e diversità è il titolo della performance che si terrà venerdì 23 giugno alle 21 presso il Palazzo della Cultura, ex mattatoio di Frosinone, nato dal loro incontro con l'associazione Verbene ODV, costituita da familiari, utenti e volontari della salute mentale. Il 23 giugno al Palazzo della Cultura a Frosinone, al Teatro dell'Ex Mattatoio, alle 20:30, noi ci incontriamo e faremo questo spettacolo che parla appunto di noi, dell'ascolto e del silenzio. Abbracciami presto, storie di uguaglianza e di diversità. Questo è il titolo della performance. Saremo 8 persone, 7 sul palco e un altro fuori dal palco a dipingere e a commentare con i colori e con i pennelli quello che avverrà sul palco. Quello che avverrà sul palco sarà il risultato di una nostra conoscenza con l'associazione Verbene. Metà spettacolo lo ha realizzato proprio i soci di Verbena, proprio le persone con fragilità e sofferenza. Quindi le note sono le nostre, le parole sono le loro. E poi non ha più senso, adesso che ci penso, dire noi, nostre, loro, perché insieme siamo riusciti a stare così bene che abbiamo appreso l'uno dall'altro. E quindi le parole ritrovate, le parole che non si dicono, le parole che hanno permesso alla gente di tirare fuori quello che avevano, gli abbiamo dato spazio e verranno messe lì sul palco. Siamo onorati di aver potuto dare voce a chi voce purtroppo non ne ha o l'hanno taciuta. Verbene ODV è un'associazione che è costituita da famiglie che hanno tutti un'esperienza diretta con il disagio psichico. Infatti, per la maggior parte siamo famiglie in cui uno dei figli ha manifestato ad una certa età, al momento dell'ingresso della giovinezza, figli che comunque conducevano una vita regolare, che andavano a scuola, che facevano sport, a un certo punto della loro vita, in genere all'ingresso della giovinezza, è subentrato il crollo psichico, che può avere vari tipi di manifestazioni: rinchiudersi in casa, rifiutare gli amici, o avere delle dimensioni magari anche di iperattività eccitatorie. Il nostro movimento, di cui Verbene ha assunto pienamente la mission, crede fermamente nella possibilità che ogni persona, ogni essere umano possa migliorare la qualità della sua vita, possa percepire in modo positivo la propria esistenza. È quello che noi facciamo, percorsi di empowerment. Quelle che sembravano esistenze magari molto appesantite dalla sofferenza diventano esistenze che invece, grazie a quel sapere esperienziale, possono contribuire a uno star bene comune, sia dei soci dell'associazione, ma sia anche di altri. E non intendo altri come persone che hanno la patologia, ma altri come i nostri amici dell'associazione La Via dei Canti, che magari non conoscevano da vicino tutte le grandi sfumature che attraversano, insomma, le attività della nostra associazione. Di fatto noi ci occupiamo di relazioni, ecco, in parole povere, quindi siamo esperti di relazioni, sia noi familiari sia i nostri utenti,
che hanno saputo poi, hanno accolto con piacere questo progetto che ci ha proposto il nostro amico Giancarlo Alonzi, ed hanno contribuito fattivamente con le loro idee, i loro pensieri. Il titolo della nostra iniziativa, Abbracciami presto, storie di uguaglianza e diversità, viene proprio da uno scritto che poi verrà letto durante lo spettacolo. Per noi questa è una occasione importante perché io mi rendo conto che veicolare contenuti di sofferenza è difficile. Le persone sono in qualche modo oggi come oggi bombardate da notizie di sofferenze. Il fatto che qualcun altro di un altro settore possa parlare di noi ci facilita la possibilità che altri vengano a conoscerci, perché noi vogliamo essere conosciuti per quelli che siamo e non sulle idee che ancora si hanno molto forti di quello che siamo. Se non conosci l'oscuro non puoi capire la luce. Abbracciami presto, che ne abbiamo bisogno. È uno spettacolo in un tempo unico sul disagio mentale, visto dalla parte della fragilità e della sofferenza dei familiari, che vuole aprire una porta sulla conoscenza per smettere di avere paura di ciò che non si conosce ed indicare la via per annullare i pregiudizi.